Allora, partint despradaris di Moab, Mosè all'è sulla mont dal Nebo, sulla spicce dal Pisghe, che è di ripet di Jeric. Il Signor i fasevio di tutte la tiere, Galad fin Tadan, Dut Neftali, la tiere di Efraim e di Manasse, tutte la tiere di Giude fin al mar Mediterraneo, il Negev, il distretto de Valade di Jeric, città di Palmars, fin tremai a Zoar. Il Signore disse: ve la tiere che ora imprometude per giuramento a Abram, a Isaac e a Jacob, e darai alla tua discendenza. Te hai fatte vio di cui tiei voi, ma però tu non tu rivaras gran. Mosè, famei dal Signor, al morì 27 tiere di Moab, seont il comando dal Signor. Lu sotterrarinte valade, te tiere di Moab, in face di Bet Peor. Fin cumò, nessuno l'ha chiatat fuori il suo tombal. Mosè alveve 120 anni quando al morì. Il suo voli non gli era la fede studat, né la sua viguria smavide. I figli di Israele a faserin corot par Mosè te spradaris di Moab par 30 dis. Po i dis che si vaive pal corot di Mosè a finirin. Giosuè, figlio di Nun, aliera in colm di spirito di sapienza, parce che Mosè aveva mettuto gli mans parsore di lui. E i figli di Israele ubbidirin a lui lant da ur dall'ordine che il Signore aveva dato a Mosè. Non destat più in Israele un profeta compagno di Mosè, lui che il Signore fevelava muse a muse, par d'occhi segnai e spiei che il Signor lo aveva mandato a fatte tiere dall'Egitto, quintri dal Faraon, quintri dai siei fameis e quintri di tutte la sotiere. E per man potente e pal grand terror che il Mosè aveva mettuto te sos svoris, denant di tutto Israele.